Ad appena un mese dall'inchiesta della Procura di Verona che ha portato alla chiusura di un asilo nido e all'interdizione di 5 maestre, emerge un altro caso in una scuola dell'infanzia della città scaligera. È stato infatti chiesto il rinvio a giudizio per una maestra della materna accusata di aver maltrattato per quasi 2 anni i bimbi che le erano stati affidati. Stando alle pesantissime accuse, la 65enne si sarebbe accanita in particolare contro una decina di bambini, tutti di un'età compresa tra i 2 e i 6 anni. Oltre a gridare contro i piccoli, inveendo e minacciandoli, la donna si sarebbe anche resa protagonista di episodi violenti. Quando un bimbo diventava ingestibile, ad esempio, secondo le indagini della procura, lo bloccava a terra e vi si sedeva sopra, oppure lo teneva fermo contro il muro con dei cuscini da palestra, o ancora lo rinchiudeva in una stanza da solo per punirlo. La maestra inoltre avrebbe tirato i capelli ai bimbi, li avrebbe picchiati con schiaffi e botte in testa e talvolta avrebbe anche impedito loro di andare in bagno. Al momento del pranzo, infine, li avrebbe forzati a mangiare infilando loro la forchetta in bocca mentre piangevano, tanto da arrivare a farli vomitare.